Amore? Amore, che sta succedendo? Niente. Niente, amore, stai distruggendo una cucina, amore. Fra poco ci chiamo la protezione civile dei piatti e ci denuncia. Perché che è successo? Tu fai schifo! Ecco, questo già è un buon punto di partenza. Ma che ho fatto? Tu ti sei dimenticato il nostro anniversario che è fra 3 giorni! Amore, ma come faccio a dimenticarmi una cosa che ancora deve succedere? Ma sei scema? Cioè io mi dimentico una cosa del futuro fra 3 giorni, ma sei scema? No, io non sono scema, perché tu per il nostro anniversario prendi sempre impegni. Guarda che ti ho sentito parlare al telefono col tuo amico Francesco e gli dicevi ci vediamo venerdì che tu mi ridai il libro che io ti ho regalato. Ma stiamo scherzando? No, ma venerdì mattina, passa venerdì mattina dove sei? Ma perché il nostro anniversario che è di mattina, di pomeriggio, o il nostro anniversario è tutto il giorno, dall'inizio alla fine? Amore, porca miseria, io mi sto preparando per questo giorno da 2 mesi. 2 mesi, mi sono fatta la depilazione definitiva, mi sono comprato tutto il completino intimo con i grigori, mi vado a fare la lampada domani, amore! Amore, basta, me lo sposto, gli dico che non viene più venerdì, viene sabato, va bene? Ma No, basta. a me non mi interessa più niente. Tu ora venerdì vedi Francesco e noi spostiamo definitivamente il nostro anniversario. Addirittura, e quando lo vuoi festeggiare? Il 26 luglio. Amore, il 26 luglio io mi laureo!